Benvenuti amici nella terra dei Nuraghes per questo nuovo appuntamento con il viaggio all'interno di una terra meravigliosa, quale è appunto la Sardegna, una regione italiana davvero ricca di storia, davvero è immagine dei millenni. Proprio per celebrare, per così dire, insomma, in questa puntata l'aspetto dei millenni, ecco che siamo qui e vi voglio portare in un luogo davvero interessante che certamente molti di voi hanno visitato. Come non dire questo appunto, ma molti di voi magari ancora non conoscono. Siamo nel territorio di Martis, anche insomma in un luogo anche che è pertinente anche al luogo, insomma, al territorio di Nulvi, di Bulzi, insomma. È un luogo davvero interessante, ma lo raggiungete entrando qui, arrivando a Martis, in questo paese davvero interessante dell'Anglona, e siamo al Parco Paleobotanico di Carrucana. Ora vedremo qual è l'impatto della pietra nella natura e la natura nella pietra per continuare il nostro percorso tematico, se così vogliamo. Abbiamo già attraversato quello e visto quello appunto per l'acqua, col parco Heimerick per esempio, il rapporto appunto con l'uomo e la natura con l'uomo, e ora vediamo invece che cosa l'impronta della natura ha lasciato a noi oggi nella pietra, e quindi parliamo anche di fossili, appunto questa foresta fossilizzata, questa foresta antica che certamente riporta la memoria di un mondo che noi solo possiamo immaginare e in qualche modo anche possiamo avere grazie alla finestra scientifica che i paleontologi e quindi la scienza ci riporta alla nostra memoria e alla nostra vista. Per cui è anche un viaggio poetico, è un viaggio anche con i sensi interiori. E allora immaginatevi anche voi in quel mondo in cui milioni di anni fa la Sardegna era un'altra cosa. Andiamo a vedere questa meraviglia. E allora iniziamo il nostro percorso, già col dirvi che la foresta pietrificata di Carrucana qui a Martis, chiamata anche Carrucca, insomma, è un altro termine utilizzato, è un sito di grande interesse dal punto di vista paleobotanico e di livello nazionale considerato di grande interesse. Ora qui stiamo vedendo già dei resti fossili e, insomma, come vi ho già detto prima, siamo vicino al comune di Martis, anche se la zona si estende per altri luoghi dell'Anglona come Bulzi, La Erru e Perfugas. Quindi l'area conserva questi resti fossili di alberi, quindi inclusi tronchi, sono anche detriti che sono risalenti a milioni di anni fa. Quindi vi potete immaginare quanto sia veramente importante e rilevante per la ricerca paleobotanica tutto questo, e ci permette di affacciarci veramente ad una finestra temporale così lontana nei millenni, nelle decine e decine e centinaia appunto di secoli, che mostra una Sardegna davvero differente, davvero forse non immaginabile per molti e anche per tutti quelli che magari sono abituati a capire che forse abbiamo una storia antica magari solo dal punto di vista nuragico, se così vogliamo. In effetti già noi sappiamo del prenuragico con le presenze delle domus dei Gianas cosiddette, o dopo dessas fadas, ma anche di un periodo ancora precedente, e si può anche vedere nei musei che la storia della Sardegna è veramente antica. Qui a Martis, nella foresta carrucana, abbiamo la possibilità di capire che tutto questo lo troviamo qui, e cioè, come vi dicevo prima, questa finestra antica, veramente antica, forse quasi alle origini della nostra terra, qui a Martis. Andiamo a vedere un po' nello specifico con qualche immagine e facendoci seguire un po' anche con questo bel suono della natura, questi resti fossili.
immensi tronchi d'albero, come vedete, e chissà in antico quanto realmente erano ancora più enormi, grandi. Eccoci. È vero che per comprendere molto meglio tutto ciò che vediamo qui nella foresta pietrificata ha necessità di una infarinatura di paleobotanica, indubbiamente, ma è anche vero che ad esempio si può venire semplicemente, comunque anche per passare una giornata differente a contatto anche con la natura e con la storia, indubbiamente, per cui potete portare i vostri bimbi, potete portare anche gli anziani, potete insomma recarvi in questo luogo che vi permette di abbracciare un po' anche la vostra giornata, anche un po' la vostra anima, mettiamola un po' anche sulla condizione, diciamo così, interiore. Guardate quest'altro esemplare fossilizzato, molto interessante, particolare. Certo che immaginarsi una Sardegna così non è sempre facile, e proprio questi luoghi ti aiutano a capire qual è stato il rapporto tra natura e pietra secondo le leggi stesse della natura, secondo ciò che mamma natura, madre natura, ha preferito lasciare a noi oggi che siamo qui per ammirare tutto questo. Ora una panoramica di questo piccolo luogo e poi ci sposteremo nelle altre zone del parco per vedere qui, per vedere altro, per vedere altre forme di una vita che è diventata pietra e che ancora oggi ci parla e ci dimostra che forse uno spezzone di eternità è possibile vederlo anche qui. Andiamo. E ora da questo punto del parco voglio farvi vedere una panoramica per farvi comprendere ulteriormente qual è l'estensione, e vediamo non solo altri esemplari stessi della foresta pietrificata, ma quanto l'area sia tenuta bene, fruibilissima. E quindi adesso andiamo a vedere già da questo punto questo esemplare, e così avete sempre più uno scorcio diretto, una finestra temporale diretta sul luogo. Vedete, questa parte ce ne sono altri, non andrò da quella ma seguirò almeno questi. Vedete, questi sono indubbiamente i residui, indubbiamente ciò che, vedete, la foresta pietrificata racconta in questo luogo di meraviglia. Proseguiamo e guardiamone altre. Andiamo verso questi due esemplari davvero importanti, poi vedremo anche quelli un po' giù. Vedete, rendetevi conto di quanto è facile a pochi chilometri da casa vostra poter godere di una Sardegna davvero di una molteplicità culturale fantastica. Osservate quest'altro esemplare, questo
monumento veramente della storia della paleobotanica. E guardate che bello, che meraviglia. Osserviamo i dettagli. Andiamo da questo altro monumento. Ad alcuni di voi potrebbe apparire un luogo che non racconti, un luogo che magari vi offre soltanto e unicamente delle pietre che potrebbero comprendere solo gli esperti. In realtà io magari voglio cercare di indicarvi che forse in un momento di meditazione, in un momento di riflessione, in un momento tutto vostro, a riflesso a quello che vedete, potete certamente comprendere qual è l'importanza di ciò che la nostra terra ci offre. Osservate quest'altro esemplare. Siamo dentro proprio il tronco cavo fossilizzato e qui veramente le tracce della storia ci raccontano le ferite dei millenni, questo guscio che si è aperto in Sardegna e ha lasciato queste testimonianze. Osservate, e vi perdonate ancora un po' la mia ombra, ma la giornata è davvero bellissima. Ecco ancora all'interno del tronco fossilizzato. Guardate quanti ce ne sono, osservate, il luogo merita davvero la vostra visita e ricordatevi anche di rispettare il luogo, sempre lo dirò, comunque tutti i luoghi sono da rispettare, quindi non lasciate erbacce, non lasciate cartacee, non lasciate nulla che possa influire negativamente su questo luogo che è parte della nostra memoria storica e naturalistica, antica e moderna. Guardate ancora. Ciò che a me personalmente impressiona di più di questo luogo, sebbene l'ho visto tante volte, è che ritornarci non stanca mai, non determina quella suefazione che ti fa dire ecco l'ho già visto, è sempre lo stesso. No, la cultura vi permette di interagire sempre maggiormente nel tempo, seguendo anche la vostra crescita personale, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista intellettuale, mentale, e quindi ritornare in questi luoghi fa veramente quell'allenamento dell'anima, quell'allenamento della psiche che ti permette di affrancarti a quello che è sicuramente più eterno di noi. Andiamo ancora a vedere altri esemplari di questo insieme storico naturalistico. Guardate, non sto facendo nessuna fatica a camminare, per cui anche i bambini e anziani possono tranquillamente avvicinarsi a questi luoghi.
che meraviglia! E la giornata accompagna in tutta la sua magnificenza l'effetto ambientalistico del luogo. Anche la natura ci accompagna, degli uccellini sono qui con noi. E questi alberi, su questo cespuglio di ghiande, per cui forse un leccio chissà che sta crescendo. Anche questo è parte del nostro programma della terra dei nuraghs. Ora concluderò praticamente la visita qui in questo insieme, questo ambiente composito di foresta pietrificata, che è forse quello anche più conosciuto da molti di voi. Qui molte fotografie sono state scattate, godiamocelo. E allora amici della Gazzetta Sarda e di Catalan TV, grazie per essere stati ancora qui con me in questo percorso culturale che ci ha riportato agli albori dei millenni, quando forse tutto era un caos e poi qualcuno e qualcosa ha messo ordine, e in questo ordine abbiamo cercato di fare un percorso per portarlo a voi nelle vostre case e invitarvi a venire a godere di questi luoghi. La natura va goduta, la natura va amata, la storia va amata, perché ci insegna a non rifare determinate cose che magari non sono andate così bene, ma ci insegna anche, imparando quindi, a riflettere noi stessi nel domani e dedicarci più a quello che ci circonda. E allora, per la terra dei nuraghs, nella terra dei nuraghs vi dà appuntamento alla prossima puntata. Un saluto a tutti voi da me.